C'è un mondo, sono soltanto quelle non rappresentate, più di 1000 cooperative sociali, 20.000 addetti, 15.000 assistiti, c'è veramente sono dei numeri che sono numeri importanti, forti, rispetto ai quali noi stiamo assistendo a un totale assoluto disinteresse da parte delle istituzioni a tutti i livelli. In Sicilia mi sembra che si dia retta soltanto a chi mette fiamme alle città o a chi evidentemente rappresenta sacche di elettorato. Noi crediamo che bisogna guardare con attenzione a questo settore e invertire la rotta. Cosa diciamo? Diciamo che innanzitutto la Regione debba mettere delle regole molto chiare rispetto ai comportamenti degli enti locali, perché c'è la situazione paradossale: adesso gli enti locali non ricevono più le fatture a fronte di servizi resi, che mi sembra un dato che si commenta da sé, che evidentemente impedisce anche alle cooperative di poter avere il credito tramite le banche. E c'è una condizione rispetto all'integrazione sociosanitaria che non si riesce a mettere in atto, che noi ormai da anni diciamo che rappresenta un elemento importantissimo. C'è questa vicenda del Fondo Sociale, che è una situazione veramente paradossale. Invito tutti voi ad andare a vedere come si sta lavorando in questi giorni gli uffici della Regione, che sono situazioni veramente da terzo mondo, e che credo che non sia certamente responsabilità delle cooperative, le quali stanno subendo dei danni per questa metodologia, che fra l'altro ha cambiato le regole in corsa. E poi c'è una situazione di trasferimento dei fondi che evidentemente anche a livello di finanziaria regionale è necessario che da questo punto di vista si abbia una risposta. Noi evidentemente stiamo lanciando questa iniziativa molto forte, lo facciamo con molta decisione insieme alla Lega delle Cooperative. Sappiamo che già la Commissione quarta ci ha convocati per il giorno 23 e lì faremo evidentemente porteremo queste riflessioni, questi ragionamenti, ma noi siamo pronti evidentemente ad aprire un faro molto forte per far comprendere alle cooperative chi in questo momento si schiera dalla loro parte, che secondo noi è la parte della correttezza e della giustizia, e chi invece ostacola questi progetti. Da questo punto di vista stiamo aprendo anche una pagina Facebook che sarà il punto di riferimento per le cooperative siciliane per avere informazioni e per dare informazioni.